Ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. È cominciata verso le 11 l'udienza di convalida del fermo di Vincenzo Paglialonga, il quarantenne indiziato per l'omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne assassinata nella notte di sabato nel suo appartamento a Udine. Ci colleghiamo per avere un aggiornamento in diretta con Uber Londero. Buongiorno Uber, quali novità? Buongiorno Alessandra, buongiorno ai telespettatori. Ancora nulla, l'avvocato difensore Pier Giorgio Bertoli, il GIP Matteo Carlisi e il PM Claudia Finocchiaro sono ancora all'interno del carcere e al momento non ci sono ancora segnali che sia terminata l'udienza di convalida, un'udienza che sta durando appunto già da un'ora e mezza, quindi vuol dire che sono molte le cose accadute. Ricordiamo che ci sono due capi di imputazione, uno riguarda l'evasione dai domiciliari perché Vincenzo Paglialonga si era tolto il braccialetto elettronico, l'altra appunto è per l'omicidio della 74enne di Via della Valle. Per il momento non ci sono altre novità, vi restituisco la linea. Vi aggiorneremo a questo punto nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ci spostiamo nella destra, tagliamento, incidente sul lavoro questa mattina attorno alle 8:40 alla Palazzetti di Porcia, dove un operaio di 47 anni è stato travolto da una pesante lastra di marmo. Immediato l'allarme al 112 sul posto. È arrivata l'ambulanza e l'elisoccorso e proprio in elicottero l'uomo è stato portato all'ospedale di Udine in gravi condizioni. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri, della compagnia di Pordenone, del personale dello Spisal, dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, che sono intervenuti sul posto e sono ancora in azienda che produce caminetti e stufe. Naturalmente in questo momento vengono raccolte tutte le informazioni utili a ricostruire l'accaduto. È stato svelato questa mattina a Udine il programma di Sapori Pro Loco. La Kermesse ritorna a Villa Manin di Passariano per 2 weekend, il 14 e il 15 maggio e poi dal 20 al 22 maggio. 19ª edizione di Sapori Pro Loco, si ritorna in presenza. Il presidente Walter Pezzarini ci racconta quello che è il programma, perché sono 2 weekend ricchi. Sì, parte Sapori Pro Loco, un segnale molto forte di ripartenza per il nostro mondo associativa. 2 fine settimana, 14-15, 20-21-22 maggio a Villa Manin con il format classico, 22 le Pro Loco presenti che presentano i prodotti del nostro territorio. I prodotti, molti presentano anche i prodotti a marchio Io sono FVG, considerato che abbiamo fatto un accordo con AgriFood. Torna la birroteca con 9 birre artigianali, l'enoteca affidata a 2 Pro Loco che gestiscono sul territorio 2 eventi importanti enologici che sono la Pro Loco di Buttrio e la Pro Loco di Bertiolo, un rispetto dell'ambiente perché Sapori Pro Loco è una festa, ecofesta, perché utilizza materiale ecocompostabile oppure riutilizzabile, e poi il grande spazio ad altri eventi collaterali nella Barchessa di Levante, iniziative culturali, degustazioni di vini, di birre e di formaggio Montasio, la premiazione del concorso Iacon dei Jays fatto in collaborazione con il Friuli e i 3 comuni dove questo personaggio ha trascorso la sua vita, che sono Pocenia, Talmassons e Codroipo. Poi iniziative per i bambini anche, animazione per i bambini e un pomeriggio con il maestro di cucina Germano Pontoni per fare proprio i biscotti, e poi iniziative anche sui comuni contermini, Varmo, Talmassons, con visite guidate a chiesette o a dimore storiche, quindi grandi iniziative a Villa Manin nei prossimi 2 fine settimana, vi aspettiamo.
La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive e al turismo, ha approvato la proposta di graduatoria presentata dall'Associazione Umpli del Friuli Venezia Giulia per le risorse destinate alla promozione delle attività delle Proloco. A disposizione ci sono 846.000 euro. Nuova conferma per quanto riguarda il mare in Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno Grado e Lignano sono state premiate con la bandiera blu, il prestigioso vessillo che viene assegnato alle località turistiche balneari che rispettano la gestione sostenibile del territorio, delle spiagge e del mare. L'ambito riconoscimento è un certificato di qualità legato alle acque di balneazione e ai servizi che vengono erogati anche sul fronte anti-Covid-19. Per il lido della località balneare friulana si tratta della 33esima bandiera, per l'Isola del Sole della 34esima. Sono stati svelati questa mattina i vincitori del premio Hemingway. La scrittrice Margaret Mazzantini per la letteratura, l'artista ed editore Mario Peliti per la fotografia, la scienziata e senatrice Elena Cattaneo per l'avventura del pensiero e nella sezione testimone del nostro tempo il regista, scrittore e interprete Pier Francesco Di Liberto, in arte e per tutti PIF, sono i vincitori del premio Hemingway 2022 promosso dal comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli assessorati alla cultura e alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia attraverso la collaborazione con la Fondazione Pordenone Legge. Attraverso i suoi vincitori, la 38esima edizione del premio dedicato ad Ernest Hemingway celebra ancora una volta il grande autore statunitense e la sua straordinaria capacità di guardare nel profondo dell'animo umano. Questo nel ricordo della memorabile visita a Lignano nell'aprile del 1954, pochi mesi prima del conferimento del premio Nobel per la letteratura. I vincitori sono stati annunciati oggi a Udine alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini e del presidente di giuria del premio Hemingway Alberto Garlini. Un saluto in collegamento è arrivato dall'assessore alla cultura Gibelli. È un evento importante che è stato costruito con pazienza negli anni, con pazienza e con saggezza, grazie alla collaborazione con Pordenone Legge. Da donna sono molto contenta che il premio venga attribuito quest'anno a due donne che io considero molto importanti per la vita culturale e scientifica della nostra comunità. Venerdì 13 maggio l'iniziativa Udine sotto le stelle tornerà a ravvivare le notti del centro storico del capoluogo friulano. Udine è sempre più bella, la città è tirata a lucido per brillare durante le serate primaverili ed estive, dice il sindaco Pietro Fontanini. Oggi è una bellissima giornata, tanto sole, la gente esce, frequenta la nostra città, ci sono turisti che vengono in particolare dall'Austria e dalla Germania e Udine si sta preparando con un'iniziativa che è già stata sperimentata negli anni passati, Udine sotto le stelle. In pratica nei fine settimana ci sarà la possibilità di poter pranzare sulle vie, in particolare via Poscolle e altre vie del centro della città, in cui gli esercenti delle attività di ristorazione avranno questi ulteriori spazi per accogliere i turisti e coloro che entrano in città per passare qualche ora lieta. Io sono contento perché vedo una città sempre più viva, sempre più frequentata da persone e quindi questi sono ottimi segnali per una ripresa, per un 2022 migliore degli anni che abbiamo appena trascorso. Quindi un segnale positivo per una Udine che riparte e che rinasce. È iniziato il countdown per quanto riguarda la tappa friulana del Giro d'Italia il 27 maggio che si concluderà al santuario di Castelmonte in comune di Prepotto. Tante le iniziative promosse dalla Proloco e dalle organizzazioni del territorio in vista del passaggio della Corsa Rosa. Mancano 19 giorni alla tappa friulana del Giro d'Italia Marano Lagunare santuario di Castelmonte che si trova nel comune di Prepotto, che in avvicinamento a questo importante evento propone una serie di eventi per far respirare a 360 gradi su tutto il territorio comunale l'aria della Corsa Rosa che si sta per avvicinare.
Il primo evento collaterale sarà il 21 maggio, a partire dalle ore 18 ci sarà questo concerto a Castelmonte proprio. Il titolo sarà le 8 stagioni, musica di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, diretto da Massimo Belli. Il 26 maggio chiaramente abbiamo previsto una notte rosa a Prepotto, una sorta di aperitivo presso l'agriturismo Tinello di Sant'Urbano. Il 27 maggio a Cialla organizzeremo questo villaggio, questo village ospitalità, daremo da bere e da mangiare insomma alle persone che si presenteranno per andare a vedere la tappa, dove ci sarà anche il mega schermo per poter seguire la tappa. Castelmonte poi è sotto il comune di Prepotto, molti forse non lo sanno, quindi siamo sicuramente contenti del passaggio. E a proposito della Corsa Rosa, subito dopo la pubblicità ritorna l'appuntamento con In Giro, incontri a ruota libera che ci accompagnerà fino alla tappa friulana del Giro d'Italia, la Marano-Castelmonte del 27 maggio. Oggi le strade del Giro ci porteranno lontano, oltre oceano e Fogolars Furlan, che da sempre seguono il Giro d'Italia sulle strade della loro terra e che da qualche anno collaborano fattivamente con la realizzazione delle tappe friulane. Quindi tra pochissimo, dopo la pubblicità, appuntamento con In Giro e poi alle 13 a voi la linea. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata in compagnia di Telefriuli.